Decisamente sì, visto e considerato che i turisti sono un grande valore. Proviamo a immaginare il Veneto senza turisti, ma anche le nostre città. Chi andrebbe a investire in città deserte? Quindi i turisti sono un grande patrimonio che dobbiamo preservare. Peraltro in Veneto il 66% del movimento turistico veneto, dei 73 milioni di presenze, sono stranieri. Altro grande valore. Detto questo, grande valore perché non è che i turisti italiani vengano di meno, ma perché i turisti stranieri continuano la divulgazione dei nostri siti turistici a livello internazionale. Quindi sono i nostri PR, cioè i nostri public relations. Dall'altro penso anche che però in alcuni contesti, esempio Venezia che è un museo a cielo aperto, open air, ci vogliano regolamentazioni appropriate, ma non che vengano lette come la guerra al turismo o qualcuno la voglia leggere così, ma la volontà di dire che in questo museo la capienza possibile è questa, perché altrimenti si rovinano i quadri, c'è il rischio che qualcuno si appoggi su una statua e la faccia cadere, come accade in tutte le cristallerie. Venezia è una cristalleria a cielo aperto, quindi dobbiamo identificare secondo me un numero, diciamo, sostenibile di turisti e da lì iniziare a lavorare.